Dai Christian, forza, via, partito, eccolo qui, buono, molto buono in quel passaggio, anche se ha saltato poco. Speriamo che questo non significhi che la velocità non è eccelsa. Forza, forza Christian, questo primo intermedio è decisivo per capire. Fermati, tempo, 53.02, 4 centesimi di ritardo per Christian nei confronti di Lasse Cius. Deve sciare bene sotto perché l'asse è andato molto ma molto bene. Dai Christian, purtroppo si è fatto sorprendere un po' da quella gobbettina, anche lì secondo me è un attimino lungo di linea, non si può sbagliare niente su questa pista. Eccolo ora, deve far valere le sue doti di scorrevolezza Christian, è un'occasione importantissima questa per riscattare una stagione anche non particolarmente brillante. Vediamo come arriva questo intermedio. 30.09 l'intermedio di Lasse Cius, 29.91, 18 centesimi di vantaggio. Dai Christian, stai giù, attenzione qua, Cius ha sciato alla grande sotto, non c'è niente da dire. Forza Christian, pulito qui senza problemi, ultimo dossetto, via, molto bene, giù basso adesso, lasciare andare sti sci, e questo è quello che lui sa fare meglio di chiunque altro. Forza Christian, un po' lunghino di linea lì. 2.00.64 è il tempo da battere, speriamo che il cronometro si fermi prima. 59, 2.44 è primo, 2 decimi di vantaggio per Christian Ghedina. E adesso sapremo la verità perché tocca a Patrick Ortrip, che seguiremo tra 5 secondi. Migliora il tempo dell'altro, non vorrei che la pista stesse divenendo più veloce, ma speriamo che questo si fermi ora, questa legge, con Patrick Ortrip, e che Patrick faccia un tempo più alto rispetto a quello di Christian. Vediamolo un po' in azione. Patrick su questa pista a mio parere può fare veramente grandissime cose, è stato un pazzo il suo allenatore a lasciarlo fuori dal Super G. Vediamo un po', primo intermedio che seguiremo sarà decisivo per capire qualcosa. 53.02 l'intermedio di Christian, 51, 52, 53.08, è dietro di 6 centesimi, mamma mia che gara, però la velocità è pazzesca, 127,9, quindi velocissimo Patrick, una gara che si gioca veramente sul filo dei centesimi. Vedo Matteo lì con Peter Ungaldier, senza togliere il video da Patrick Ortrip, una battuta lampo. Peter. Insomma, sono contento per Christian, speriamo che riesca a mantenere, perché di verità ho scommesso su di lui. Speriamo che tu vinca i tuoi soldi. Vediamo un po' Patrick, che non è che mi abbia entusiasmato in quei 2 curvoni prima del salto, ma lui è veloce ugualmente. 3 decimi di vantaggio, 3 decimi di vantaggio per Patrick Ortrip. Con questa sciata di grande sensibilità riesce sempre a far valere la sua classe. Un Patrick Ortrip che è stato capace nella sua vita di vincere sulla pista più difficile di sempre, la Fast du Belvoir di Albertville alle Olimpiadi, ma probabilmente potrà dettare la sua legge anche su una pista facile come questa, perché lui ai grandi appuntamenti non delude mai. 2.00.44 il tempo di Christian, salvo miracolo quello di Patrick sarà il migliore. 2.00.17, 27 centesimi di vantaggio per Patrick Ortrip, ma ripeto, ognuno che scende migliora il tempo dell'altro. Ci sentiamo tra 5 secondi. E per un attimo ho visto Christian Ghedina andarsi a complimentare con Patrick Ortrip, e ora tocca al numero 1, a Luc Alphand, colui che in questa stagione e anche in quella passata è stato sicuramente il miglior discesista del mondo. Anche lui è un grande scorrevole, quindi pure lui può fare sicuramente la sua grande gara. Vediamolo un po' in azione. Luc, grande sensibilità nei piedi pure per lui. Vediamo un po', io ho detto prima che Alphand, Ghedina e Ortrip sono i miei favoriti, vediamo un po'. E anche Luc Alphand lì, 53.11, 3 centesimi solo di ritardo rispetto a Patrick Ortrip. Attenzione perché Luc secondo me ce la può anche fare, perché Ortrip è stato veloce sotto, ma non ha sciato in modo strepitoso. Sotto meglio di tutti ha sciato Lasse Cius dal punto di vista tecnico, ma attenzione perché Luc è un maestro. Vediamolo un po' in azione ora. Abbastanza pulite le sue linee, sempre direi ben presente sullo sci. Qui un attimino largo, ho dovuto tenere un po' in uscita di quella curva ed è in ritardo. 32 centesimi dietro Luc Alphand rispetto a Patrick Ortrip, e dietro anche a Christian. A questo punto veramente speriamo che Luc non riesca a passare davanti all'azzurro. Passare davanti a Ortrip sarà molto dura per lui a questo punto.
Attenzione, Luca Alfan nel finale, la linea è pulita, 2.17 il tempo di Ortega, 2.44 quello di Cristian Ghedina, sali tempo 2.45, un centesimo dietro, è un centesimo dietro Luca Alfan rispetto a Cristian Ghedina, un Cristian Ghedina che comincia a sorridere.